Giovedì approda in Senato il decreto legge sulle unioni civili, accompagnato da un dibattito vivace, se non addirittura polemico, che sta vedendo la mobilitazione delle piazze anche nel Trevigiano. Una discussione nella quale non esiste solamente il muro contro muro tra favorevoli e contrari, ma anche una varietà di opinioni più articolate. Simonetta Rubinato, deputata trevigiana del Partito Democratico, ha firmato un documento con altri 37 deputati e 30 senatori. Diritti e doveri, anche delle coppie omosessuali, vanno disciplinati per legge, ma a due condizioni. La prima condizione è che questo è un istituto sociale, una formazione sociale specifica, non è il matrimonio, la famiglia è un'altra cosa, questa è una comunità affettiva che va disciplinata ad hoc con le sue caratteristiche, i suoi diritti e doveri. La seconda condizione è quella che, mentre qui si parla di diritti civili delle persone, nella questione dell'adozione viene in campo non un diritto civile di qualcuno che ha il desiderio di avere un figlio, ma l'interesse preminente dei minori a trovare una comunità affettiva, una famiglia che li cresce. Per cui io dico, qui non si può parlare di adozione in questa legge, ne dobbiamo parlare in una riforma dell'istituto complessivo dell'adozione e degli istituti paragenitoriali, e quindi sono per lo stralcio. Insomma, il Parlamento e più in generale la maggioranza è chiamata ad un lavoro di sintesi tra le varie posizioni in campo, come sottolinea un altro deputato veneto, il sottosegretario Pierpaolo Baretta. Noi stiamo affrontando il tema con molto senso di responsabilità nel dibattito parlamentare e penso che in tempi brevi ci sarà una legge che risponde a questa esigenza. A Treviso, dove sabato in 400 hanno manifestato a favore delle unioni civili, il dibattito si arricchisce ulteriormente in vista del Gay Pride di maggio. Il corteo dell'orgoglio omosessuale dovrebbe evitare il passaggio in Piazza Duomo proprio davanti al Vescovado, mentre il sindaco Manildo ribadisce sobrietà e dice no alle carnevalate. A Carnevale si fanno i carri mascherati. Io credo che un momento di questo tipo meriti forse qualcosa di più. La manifestazione dell'altro giorno è stata una manifestazione bellissima, all'insegna di quella che viene detta la sobrietà, perché mi sembra che nessuno sia andato in escandescenze.